abbiamo perso. Però abbiamo anche vinto 2 partite su 6. Quindi Siamo divertite. sì, molto anche. Abbiamo fatto anche tanto casino. A me è piaciuto il gioco di squadra e mi è piaciuto anche se le partite perse. Mi è piaciuto anche come abbiamo giocato perché insomma poi c'è anche divertimento e organizzano questi tornei appunto per divertirsi. Pallavolo sì, ma soprattutto tante esperienze concentrate in poco più di 24 ore. Il risultato? Un tripudio di entusiasmo e tante nuove amicizie che dureranno sotto rete e non nel tempo. È l'Amico Volley, un minicamp under 12 organizzato a 2 Carrare dalla PGS Carrarese, dal quale quest'anno hanno preso parte ben 20 squadre. È un unicum nel panorama giovanile veneto per quanto riguarda la fascia d'età successiva al mini volley. Qui si dorme tutti assieme in palestra, si condividono i pasti, in sostanza si vive a stretto contatto con le altre squadre per un paio di giorni. Quest'anno siamo riusciti a portare 20 squadre, abbiamo allestito un campo in più. I ragazzi si sono divertiti, hanno fatto amicizia, questa notte hanno dormito assieme, fatto colazione insieme questa mattina. Insomma, è trascorso 2 giorni insieme e abbiamo visto i risultati della loro amicizia che hanno fatto in questi giorni. PGS Carrarese organizza tutta una serie di eventi oltre alle partite di pallavolo perché questi bambini stiano assieme e crescano con valori non solo sportivi ma anche di amicizia e del star bene assieme. Si sono confrontate in tantissime competizioni, hanno potuto conoscere anche altre ragazze. Di notte non si è dormito molto perché c'erano ragazzi che andavano un po' a destra e a sinistra, però loro erano contenti. Bisogna ringraziare, credo, tutto lo sforzo fatto dai nostri dirigenti, da Patrizio in prima persona, che ha appunto accolto tutte queste squadre e sta dando dimostrazione di fare un grande torneo che si ripete per l'8ª volta qui a 2 Carrare. Il risultato del campo ha decretato la vittoria dei Bocia allenati da Antonio Ferraro ed ha evidenziato che in effetti sia atleti che genitori sono stati travolti dall'entusiasmo dell'Amico Volley. Qui c'è cultura sportiva, quella che non guarda al risultato in senso stretto, ma ai valori che lo sport promuove. Prima di tutto, la PGS Carrarese è questo. È una realtà importante che da anni opera nel nostro territorio e che si prodiga per l'organizzazione non solo dei corsi ma anche per queste belle iniziative che contribuiscono ad arricchire il territorio e che contribuiscono ovviamente a creare delle occasioni per socializzare, soprattutto per non solo i ragazzi ma anche per le famiglie. Amicizia significa creare aggregazione. Aggregazione significa anche cercare poi di superare certi ostacoli. Mi sembra che questa associazione ci riesce molto bene. È una delle società che raccoglie un bacino di utenza molto grande a livello di atleti e che appunto lo si può vedere anche dai risultati di queste iniziative che vengono promosse, raccoglie sempre molti consensi. Abbiamo anche un'altra piccola soddisfazione, ieri al 2-3 volley provinciale l'istituto comprensivo di 2 Carrare si è piazzato primo, secondo e terzo con 3 classi, quindi è sempre una conseguenza del lavoro che si fa in palestra con i nostri ragazzi del nostro territorio. Più Sport & Volley, tutto per il volley e beach volley. Competenza, esperienza, convenienza. Per atleti e società sportive, Più Sport & Volley lo trovi a Padova, in via Tiziano Aspetti, a Vicenza in via Nicolò Vicentino e a Verona in via Giulio Camuzzoni.